Eder McAllister. Un passo per la giustizia. La manifestazione del 12 maggio a Rimini per Luis da Silva. È tempo di fare la differenza. Lunedì 12 maggio, dalle 9 alle 11, davanti al Tribunale di Rimini in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, si terrà una manifestazione pacifica e autorizzata per chiedere un trattamento equo nel caso di Luis da Silva, il 35enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. Organizzata da Eder McAllister, voce del canale YouTube che da mesi segue il caso con passione e rigore, questa iniziativa non è solo un gesto di solidarietà, ma un invito a riflettere sull'importanza di un sistema giudiziario imparziale. La manifestazione ha un nome: Insieme per una giustizia più colorata. Vogliamo che ogni prova sia valutata con la stessa attenzione per tutti, senza disparità, spiega Eder. E tu sei pronto a unirti a questa causa? L'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate nel garage di via del Ciclamino a Rimini, ha lasciato un segno profondo nella comunità. Luis da Silva, vicino di casa della vittima, è stato arrestato il 16 luglio 2024 e da allora è il principale indagato. Si proclama innocente, ma la sua detenzione continua, alimentata da indizi come la testimonianza della sua ex amante, Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento. Nel frattempo, i fratelli Bianchi, figure vicine al caso, sembrano ricevere un trattamento diverso, sollevando dubbi su possibili disparità nell'indagine. Eder McAllister, attraverso il suo canale YouTube, ha dato voce a migliaia di persone che seguono il caso e chiedono chiarezza. Non stiamo dicendo chi è colpevole o innocente, sottolinea Eder. Chiediamo solo che le prove siano esaminate con lo stesso metro per tutti, che si tratti di Luis da Silva o dei fratelli Bianchi. La giustizia deve essere uguale per tutti. Questo è il cuore della manifestazione, un appello per equità, non una protesta contro qualcuno. La manifestazione del 12 maggio non è un'occasione per dividere, ma per unire. Autorizzata dalla Questura di Rimini, si svolgerà in un clima pacifico e rispettoso, con un obiettivo chiaro: sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un processo giusto. Non è una questione di tifo, spiega Eder. Alcuni verranno perché credono che Luis non dovrebbe essere in carcere, altri perché vogliono un'indagine più trasparente. Tutti però saranno lì per una causa comune, una giustizia equa. L'evento vedrà la partecipazione di persone da ogni angolo d'Italia, Veneto, Liguria, Lombardia e oltre. Non sappiamo esattamente quanti saremo, ammette Eder, ma il tam tam sui social è forte. È difficile prevedere i numeri, ma l'entusiasmo c'è. L'appuntamento è confermato davanti al Tribunale di Rimini e la durata prevista è di 2 ore, dalle 9 alle 11. I partecipanti sono invitati a portare striscioni, preferibilmente con frasi ironiche e riflessive, capaci di catturare l'attenzione e stimolare il dialogo. Vogliamo messaggi che facciano pensare, che spingano a guardare il caso con occhi nuovi, dice Eder. Questa manifestazione non è solo un evento, ma un'opportunità per fare qualcosa di concreto. In un'epoca in cui i dibattiti si consumano spesso dietro una tastiera, il 12 maggio è il momento di passare dalle parole ai fatti. Non serve essere d'accordo su tutto, sottolinea Eder. Basta credere che la giustizia debba essere imparziale e che ogni persona meriti un trattamento equo. È un principio che ci riguarda tutti. Partecipare significa dare voce a chi non ne ha. Luis da Silva, attualmente ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Infermi di Rimini dopo uno sciopero della fame e della sete, sta lottando per far sentire la sua versione. La manifestazione è un modo per tenere alta l'attenzione sul suo caso. Promuovere un dibattito sano. Gli striscioni ironici e i messaggi riflessivi saranno un'occasione per stimolare il confronto, senza cadere in polemiche sterili. Costruire una comunità. Da mesi il caso Paganelli da Silva ha riunito migliaia di persone sui social. Il 12 maggio è il momento di incontrarsi, condividere idee e rafforzare questo legame. Inviare un messaggio chiaro. In vista dell'udienza del 15 maggio al Tribunale del Riesame di Bologna, che discuterà un ricorso per la scarcerazione di da Silva, la manifestazione può ricordare alle istituzioni che l'opinione pubblica chiede trasparenza. Il caso di Luis da Silva è a un bivio. Dopo mesi di indagini, l'impianto accusatorio si basa su indizi contestati dalla difesa che denuncia l'assenza di prove concrete. Nel frattempo,
Le condizioni di salute di Da Silva, dimagrito e provato dal suo gesto di protesta, preoccupano chi lo sostiene. Sua moglie Valeria Bartolucci ha descritto il suo sciopero della fame come un grido silenzioso contro un sistema che sembra averlo già giudicato. Dall'altra parte, la famiglia di Pierina Paganelli chiede giustizia per una donna brutalmente strappata alla vita. In mezzo c'è un'opinione pubblica divisa che merita risposte chiare. La manifestazione arriva in un momento strategico. A pochi giorni dall'udienza di Bologna, l'evento può amplificare il messaggio di equità e spingere per un esame più approfondito delle prove. Non vogliamo sostituirci ai giudici, chiarisce Eder. Vogliamo solo che il processo sia giusto, che ogni dettaglio sia valutato con attenzione, senza pregiudizi. Eder McPallister, con il suo canale YouTube e la sua determinazione, ha trasformato un dibattito online in un'azione reale. Ora tocca a te. Vieni a Rimini il 12 maggio, è l'appello di Eder. Porta uno striscione, un'idea, la tua voce. Non serve essere in tanti, basta essere presenti. La manifestazione non sarà un'arena di scontro, ma uno spazio per riflettere, dialogare e chiedere una giustizia che funzioni per tutti. Se credi che ogni persona meriti un processo equo, se pensi che le prove debbano essere valutate senza disparità, se vuoi fare qualcosa di utile per la tua comunità, il 12 maggio è la tua occasione. Ci vediamo davanti al tribunale, conclude Eder. Per Luis, per la verità, per un sistema migliore. Dettagli pratici. Quando? 12 maggio 2025 dalle 9 alle 11. Dove? Tribunale di Rimini, via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Cosa portare? Striscioni con frasi ironiche e riflessive. Come partecipare? Basta presentarsi, qua. L'evento è aperto a tutti. Intorno alle 19, nei giardini pubblici di via Baracca, zona Galceti, si è verificata una lite tra due uomini di origine albanese. Durante l'alterco si sono avvicinati altri connazionali, uno dei quali ha colpito uno dei contendenti con un coltello all'addome. La vittima, un uomo di 35 anni, è stata immediatamente soccorsa, ma è deceduta poco dopo a causa di un arresto cardiocircolatorio provocato da una copiosa emorragia. Intervento delle forze dell'ordine. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti la Polizia di Stato e i Carabinieri. La Procura ha avviato un'indagine per omicidio volontario. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e identificare tutti i soggetti coinvolti. Altri feriti. Durante l'intervento dei soccorsi, un altro uomo di 21 anni è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stato ricoverato per ulteriori accertamenti. Le indagini sono ancora in corso e ulteriori dettagli emergeranno con il proseguire delle investigazioni. Ovviamente non posso dirvi nulla a proposito, però quello che è certo è che comincerò a vedere le carte, lo specifico, e per formarmi un'idea, per vedere l'attività di indagine che deve essere fatta, sarà uno ovviamente degli obiettivi prioritari. Io non ho pressione, cioè bisogna fare le cose fatte bene e farle con priorità, senza pressione, senza essere in qualche modo subordinati a quello che può essere un problema dei mass media. Dobbiamo lavorare in maniera serena e veloce. Omicidio di Nada Cella. In aula gli audio delle minacce di Anna Lucia Cecere alla criminologa Antonella Pesce Delfino. Durante l'udienza odierna del processo per l'omicidio di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari, sono stati ascoltati in aula gli audio contenenti minacce e insulti che Anna Lucia Cecere, imputata per l'omicidio, ha inviato alla criminologa Antonella Pesce Delfino. Quest'ultima è la professionista che ha contribuito alla riapertura del caso dopo oltre 20 anni di indagini senza esito. In uno dei messaggi Cecere afferma: «Mi devi dire il cognome, lo sai benissimo. Marco chi? Rispondi. Ma quanto sei bugiarda e falsa. E perché sei venuta qua ad assicurarti che io avessi solo un cane? No, non ho solo quello. Ne ho un altro che se ti ripresenti qua ti spappola viva». In un altro audio si sente: «Ma dai, non fare la finta tonta, stronza. Ma come facevi a sapere che uscivo con Roda Delmo? E tutti i cazzi miei e di quello bassino di Marco, come facevi a saperlo? Hai paura, eh? Adesso son qua, non ti preoccupare. Cazzo sei? Io voglio sapere chi ti manda. Come mai sapevi tutti sti cazzi miei?»
Ora domani vado anche alla Cigilla e in provveditorato. Voglio vedere se è vero che le ricercatrici universitarie del Salento vengono qua e sanno tutti i cazzi di chi si dimette. Bugiarda. Sono disposta a far uscire tutta sta storia sopra i giornali, a partire da subito, ma da subito proprio, perché a me non mi fai fessa. Questi messaggi vocali, inviati nel cuore della notte, sono stati presentati come prove nel processo in corso presso il Tribunale di Genova. La criminologa Antonella Pesce Delfino ha testimoniato in aula raccontando come tra il 2017 e il 2019 abbia studiato i vecchi fascicoli dell'indagine, contribuendo a riaccendere i riflettori su uno dei misteri più oscuri della cronaca italiana. Durante la sua deposizione, Pesce Delfino ha descritto il primo incontro con Marco Soracco, datore di lavoro di Nada Cella e coimputato nel processo con l'accusa di favoreggiamento. L'incontro avvenne nel gennaio 2018 durante un pranzo a Chiavari. Alla domanda sulla Cecere, Soracco rimase muto e imbarazzato, evitando di rispondere. Pesce Delfino ha raccontato che inizialmente aveva instaurato un rapporto di amicizia con Soracco, ma che dopo la riapertura dell'inchiesta nel 2021 i loro rapporti si raffreddarono. La criminologa ha inoltre riferito di un episodio in cui, durante una cena con Soracco a Chiavari, quest'ultimo si mostrò molto nervoso per la riapertura delle indagini. Mentre l'accompagnava all'aeroporto di Milano, il dialogo si fece concitato. Pesce Delfino gli disse: «Non è possibile che tu non sappia qualcosa, devi parlare con il tuo avvocato». Soracco rispose: non so niente. Poi iniziò a piangere e disse: «O forse ho rimosso». Riguardo al ritrovamento del corpo di Nada Cella, Pesce Delfino ha riportato quanto detto da Soracco. Mi disse che secondo lui Nada aveva cercato di scappare nella sua stanza per chiedere aiuto. Non c'era sangue, si era formato dopo. Lui aveva pensato a un malore ed era andato a telefonare. Riportava quanto era scritto nel fascicolo. Infine Pesce Delfino ha raccontato l'ultima visita a casa di Soracco dopo un colloquio con la madre Marisa Bacchioni. Gli dissi: «Come hai fatto a non dirmi che avevi detto a Nada di non passarti le telefonate della Cecere?» E lui rispose: «Non me lo ricordavo». Gli dissi che aveva una memoria migliore di un computer. E lui replicò: «Ma non per tutto». Il processo per l'omicidio di Nada Cella prosegue con l'ascolto di ulteriori testimonianze e l'analisi delle prove presentate in aula. L'obiettivo è fare luce su un caso rimasto irrisolto per quasi 30 anni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.